Un corteo rumoroso per le calli di Venezia per ribadire con forza uno slogan chiaro: ci state mettendo in strada. Si è chiusa così da 2 giorni di incontro e manifestazione di un gruppo di imprenditori veneti accampati per 48 ore in campo San Geremia. In 23 ci hanno trascorso anche la notte, poi sveglia all'alba e via alle iscrizioni. Bello è che ci sono anche molti dipendenti e molti pensionati che stanno venendo e firmano e accolgono le nostre istanze, questo fa piacere. 7 province del Veneto rappresentate, Friuli ma non solo. Friuli, Veneto, tutte le province del Veneto, abbiamo imprenditori da Enna che sono venuti, Ancona, Arezzo, Reggio Emilia, Torino, Firenze, insomma vuol dire che il tantam ha funzionato. Da campo San Geremia il corteo si snoda per le calli, direzione prefettura. In mano 2 scatole con le chiavi e i biglietti da visita delle aziende. Gli imprenditori portano una proposta precisa. Tu Stato in questo momento rappresenti il 70% tra costo del lavoro, tassazione diretta e indiretta del nostro fatturato. Con il restante noi non possiamo più andare avanti così. Ti facciamo noi una proposta. Questo 70% deve diventare un 40%. Come in tutti i paesi che producono e hanno ricchezza, il restante 30% va ridistribuito. Il 15% dovrebbe andare ai dipendenti secondo gli imprenditori, il resto alle aziende per crescere. Una marcia rumorosa. Sta andando bene, però il livello fiscale è molto alto, quindi dobbiamo anche cercare di capire se c'è un futuro, ma perché il problema non è solo della nostra azienda, il problema è di tutte le aziende, perché è un problema sociale, devono star bene anche le famiglie nel nostro territorio perché ci sia veramente qualcosa di positivo. Ho manifestato assieme ai miei dipendenti, ieri abbiamo chiuso l'azienda, eravamo tutti qua a manifestare, a dire che oggi imprenditore e collaboratori sono sulla stessa barca. Noi abbiamo fatto un viaggio in Canizia tempo fa e potrebbe essere una possibilità. Dopo quasi 2 ore di corteo una delegazione di 5 persone è stata ricevuta dal prefetto di Venezia. 300 aziende italiane non ce la fanno più. Al prefetto di Venezia gli imprenditori hanno spiegato la loro situazione e chiesto che trasmetta la proposta al governo. Partecipe il prefetto, salutando gli imprenditori, ha promesso. Dobbiamo fare veramente tutti squadra da questo punto di vista e anche l'amministrazione, la pubblica amministrazione deve costituire un elemento a favore dello sviluppo economico, purché la si liberi da qualche ingessatura di troppo.